Salve a tutti e benvenuti al primo appuntamento settimanale con l'informazione di Antenna 1 Notizie da Gianluca Virgillito. La Sicilia orientale fa la conta dei danni dopo il maltempo dei giorni scorsi. Nel siracusano gli incidenti più gravi con un morto nel comune di Noto. Il servizio di Maria Grazia Spartà. Province di Siracusa e Ragusa sconvolte dal nubifragio degli scorsi giorni e adesso si fa la conta dei danni nel sud-est della Sicilia. Maltempo che ha causato il decesso dell'agente penitenziario Giuseppe Cappello, di 52 anni, travolto da una valanga di acqua e fango provocata lungo la strada statale 115 a Noto, Siracusa, dall'esondazione del torrente Tellaro. I funerali oggi nella chiesa madre di San Giuseppe a Rosolini. La procura di Siracusa intanto ha aperto un'inchiesta per approfondire le responsabilità dell'accaduto, ma sono stati molteplici gli interventi da parte della protezione civile nei giorni precedenti. In contrada e Loro Pizzuta, sempre nel Siracusano, si è resa indispensabile l'azione dei volontari per tirar fuori dalla fanghiglia un'automobile in panne con 2 turisti inglesi al suo interno. A Bucchieri infiltrazioni d'acqua e soffitte a rischio per il danneggiamento della copertura di diversi edifici principali del luogo. Smottamenti e problemi di tenuta del manto stradale anche lungo la strada provinciale 5 Bucchieri-San Giovanni, la strada provinciale 10 Bucchieri-Sortino e la strada intercomunale Bucchieri-Perla. Spartà Maria Grazia per Antenna 1 Notizie. Indagine sui roghi di diverse auto a Pachino, Siracusa. Ci racconta cosa è successo la nostra Giulia Baudo. Notte da brivido per i residenti di Via Nuova e Via Pellegrino Rossi di Pachino, nel Siracusano. 8 auto sono state avvolte dal fuoco, 10 edifici sono stati danneggiati ed una palazzina è stata evacuata a causa delle perdite pericolose di gas metano. L'accaduto è avvenuto intorno alle 4 di ieri mattina e almeno 5 delle 8 autovetture sono state completamente distrutte. Sono state coinvolte anche le facciate delle case, le tapparelle e la conduttura del gas metano nella palazzina d'angolo tra le 2 vie. Una famiglia è rimasta bloccata dentro l'edificio per l'intensità del fuoco davanti al portone d'ingresso. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Noto che hanno lavorato incessantemente per più di 4 ore per domare l'incendio. Presenti anche i tecnici della società che gestisce la condotta del metano per riparare le condutture del gas ridistrutte dal rogo. I carabinieri della stazione di Via Maucini indagano sulla vicenda. Secondo i primi indizi emersi, non solo l'incendio pare di origine dolosa, ma ci sarebbe persino stato l'intento di distruggere contemporaneamente tutte le vetture della via. Gli investigatori stanno lavorando su questo particolare. Giulia Baudo per Antenna 1 Notizie. A Spadafora, nel Messinese, un uomo di 42 anni è morto dopo aver accusato un malore. Il tutto è accaduto in circostanze particolari. Il 42enne infatti si era recato a casa della sua ex, che ha chiamato i carabinieri della compagnia di Milazzo per segnalare la presenza minacciosa dell'ex compagno. Dopo essere stato immobilizzato a seguito dell'intervento dei militari, l'originario di Messina, ma da anni residente a Spadafora, ha accusato un malore e subito sono stati allertati i soccorsi. Ma l'uomo è morto prima di giungere nel più vicino ospedale. La salma è stata trasferita in attesa dell'autopsia nell'obitorio del Policlinico di Messina. La Procura della Repubblica di Messina, che si avvale del personale del Comando Provinciale Carabinieri, ha subito cominciato ad indagare sulla vicenda. Gli uomini della Capitaneria di Porto hanno recuperato il corpo in decomposizione di un uomo a 15 miglia dalla costa di Cefalù, nel Palermitano. L'uomo, che indossava una maglietta bianca e un costume, è stato avvistato dall'equipaggio di un motopesca e non è stato ancora identificato. Secondo una prima ispezione sul corpo, l'uomo potrebbe essere rimasto in acqua per una decina di giorni. Il corpo è stato portato nella camera mortuaria del cimitero di Termini Imerese a disposizione della magistratura. Indagano i carabinieri. Capitolo politica. Miccichè critica la destra nazionale e propone la costituzione di un nuovo partito per il Sud. Giulia Baudo ci racconta tutto. Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè critica aspramente Silvio Berlusconi in merito al suo rapporto con la Lega. Miccichè, il Mattino di Napoli, dice: lancia un partito per il Sud. La posizione che ha assunto Berlusconi nei confronti di Salvini è legittima, ma non è consona al mio passato e alle mie idee. La mia è una riflessione notturna, ma ragionata, visto che non dormo più quando penso alla nostra alleanza con Salvini e al rischio che saremmo rigettati dall'Europa. Noi del Sud non possiamo stare con un partito anti-europeista. Se Salvini vuole stare con noi, voti in Europa per la commissione di Ursula von der Leyen, visto che Forza Italia, immagino, si schiererà a favore. Oggi Berlusconi è europarlamentare, la sua credibilità internazionale è da sempre la sua forza. Mi chiedo con quale faccia andrebbe a Bruxelles, essendo alleato con un partito anti-europeista.
Miccichè ribadisce che se questo non avverrà trarrà le conseguenze e si dichiarerà pronto a rilanciare un grande Sud che faccia gli interessi dei meridionali. Giulia Baudo per Antenna 1 Notizie. Aperto un parco con dedica speciale in quel di Paternò, il Parco Giochi del Sorriso. Il racconto di Alessandra La Farina. È stato inaugurato ieri a Paternò il Parco Giochi del Sorriso, bambinopoli dedicata a Daniele e Gabriele, i fratellini di 6 e 4 anni uccisi dal padre Gianfranco Fallica nel dicembre 2018. Nella strage familiare persero la vita anche la madre dei piccoli, Cinzia Palumbo, e lo stesso Fallica, morto suicida. A ideare l'iniziativa trasformata in realtà grazie a una raccolta fondi, il quotidiano online 95047, gruppi social Paternò Libera di Intendere e di Volere e il Muretto di Paternò. Presenti all'inaugurazione, oltre ai promotori dell'iniziativa, le massime autorità della città, tra cui il sindaco Nino Naso, il deputato regionale Giuseppe Zitelli, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, i rappresentanti di varie associazioni, familiari di Cinzia Palumbo e dei piccoli Daniele e Gabriele. Alessandra La Farina per Antenna 1 Notizie. Era questa l'ultima notizia di oggi, grazie per averci seguito, un saluto da Gianluca Virgillito.